Momenti di paura la scorsa notte sul ponte degli Alpini, dove è scoppiato un incendio che solo l'immediato intervento dei pompieri ha evitato si propagasse all'intera struttura. Un'ipotesi che in più occasioni era stata presa in considerazione durante i lavori di restauro e lo stesso ex assessore Campagnolo, lo ricorderete, aveva dichiarato al nostro microfono di aver dato mandato per il posizionamento di telecamere termiche per prevenire proprio disastri in caso di fuoco. Oggi per fortuna l'elettronica ci dà una mano importante, sono tecnologie sviluppate ultimamente che riescono a misurare, a infrarossi a misurare le variazioni di calore e che automaticamente segnalano poi eventuali situazioni anomale entro dei range preimpostati. È un po' lo stesso meccanismo che sta oggi monitorando il ponte, però rispetto al discorso delle piene e ai movimenti dello stesso. La stessa cosa può essere fatta legandola a un occhio elettronico. Fuoco che poco dopo la scorsa mezzanotte ha lambito la base del puntone di legno a monte della riva destra del ponte. Scattata l'allerta ai vigili del fuoco che dal balcone della taverna degli Alpini con un getto ad alta pressione sono riusciti a spegnere il rogo evitando il peggio per una struttura reduce, come ben sappiamo, da un lungo e delicato intervento di restauro. Il ponte per tutta la notte e ancora in mattinata è stato chiuso per questioni di sicurezza. I vigili del fuoco sono tornati sul posto per i rilievi e soprattutto per cercare di capire l'origine dell'incendio.